in collaborazione con Ciao Armando. Ciao. Benvenuto. È un po' che non ci occupiamo di cucina noi due, ma visto l'arrivo della Santa Pasqua, tu hai preparato due ricette veramente per Pasqua veramente belle. Per creare anche una facilità alle persone che fanno Pasqua a casa, di creare una ricetta che sia innanzitutto con ingredienti reperibili e facili. Allora la ricetta diventa molto semplice, molto piacevole a esibirla, perché in pochi minuti la fai. Allora, possiamo dire, e questo lo possiamo dire con grande forza, che per esaltare la Pasqua in Veneto, la tavola come racconto di rinascita e memoria. In Veneto la Pasqua non è soltanto una ricorrenza religiosa, questo me ne dai atto. È un passaggio di stagione che si riflette profondamente nella cucina. Ed è vero, nei gesti, nei profumi che tornano ad abitare le case, che fino allora non c'erano perché naturalmente nel chiuso dell'inverno è tutta un'altra atmosfera. La Pasqua si riapre alla gioia, al vivere, alla luce, ai profumi dell'estate. La primavera entra nelle dispense con una promessa di freschezza e rinnovamento. È il tempo delle erbe spontanee, dei primi raccolti, delle carni che tornano protagoniste nelle grandi occasioni. La tradizione pasquale veneta si muove su un equilibrio sottile tra sacro e quotidiano. La ritualità e convivialità. L'agnello, simbolo per eccellenza di questa festività, si lega a preparazioni semplici, quasi austere, che lasciano parlare la materia prima e il territorio. Accanto i dolci lievitati raccontano una storia diversa, quella della festa attesa, della pazienza, del tempo dedicato alla trasformazione lenta degli ingredienti in qualcosa di speciale, e questo tu l'hai espresso nel preparare la prossima ricetta che andiamo a dire. Sono ricette che non cercano l'effetto, ma custodiscono quello della condivisione, piatti che nascono per essere portati al centro della tavola, spezzati, distribuiti, raccontati. In questo la cucina veneta pasquale conserva ancora oggi un carattere profondamente domestico, fatto di mani che impastano, e questo è bello, immaginare la donna al mattino che prepara gli impasti con le proprie mani, di forni accesi all'alba, di profumi che si diffondono nei cortili. Le due proposte che faremo, una oggi e una magari per la prossima settimana, l'agnello al forno con erbette di campo e la fugassa veneta. Sono un piccolo viaggio dentro questa tradizione. Due preparazioni diverse per natura e significato, ma unite in un filo comune, quello della memoria, che si rinnova anno dopo anno nel gesto semplice di cucinare. E questo penso sia stata sempre la tua caratteristica. Certo. Cucinare semplice, con prodotti naturali, sì, con prodotti reperibili sul territorio, a costo a chilometri zero. Esatto. E questa è stata una delle tue peculiarità, una degli elementi del tuo successo nella cucina italiana da tanti anni, è vero? E che dire, cosa posso aggiungere?
Sì, voglio aggiungere questo perché oggi siamo invasi di tutti i cuochi improvvisati. Per carità, io non ce l'ho con loro, però la professionalità credo che sia da rispettare, da dare atto a uno che è professionale, uno che sa presentare il prodotto, uno che sa cosa ha in mano, no? E quindi noi ci troviamo oggi davanti anche a certe televisioni, ci troviamo purtroppo che questa grande famiglia che loro hanno, che è di cuochi professionisti che hanno allevato nel tempo, istruito, creato una cucina che fa non quanto per loro, ma sono stati bravi maestri a insegnare un po' cos'è l'arte in cucina. Allora, prima di andare a raccontare, perché noi raccontiamo come preparare una ricetta di Armando, la raccontiamo più che elencare semplicemente degli ingredienti da mettere. Ma è così che è bello, no? Ma prima di andare a raccontare la ricetta dell'agnello al forno con erbette di campo e vino bianco di Colli Veneti, io direi di dare onore a due amici nostri. Uno è le manzane. Le manzane ci hanno seguito, ci seguono da qualche anno e come i bibanesi sostengono una trasmissione che come scopo ha quello di divulgare, di mantenere alto il nome del nostro maestro maggiore di cucina che è Armando Zanotto e con questo divulgare le caratteristiche, le peculiarità della cucina, dell'enogastronomia veneta e perciò onore a loro. E allora, per l'agnello al forno con erbette di campo e vino bianco di Colli Veneti, sentiamo che cosa ha da dirci come abbinamento di vini la Anna delle Manzane. Ciao Armando, ciao Bruno, ciao a tutti. Visto l'arrivo delle vacanze di Pasqua e a un tipico piatto pasquale quale l'agnello, ci abbinerei il nostro Cabernet, un blend tra Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, che si abbina bene al gusto deciso dell'agnello e alle erbe aromatiche che trovate nel piatto. Poi una curiosità di questo prodotto sono questi volti che vedete in bianco, sono i volti proprio della mia famiglia, questo è mio padre Ernesto, mio fratello Marco, mia madre Silvana e questo sono io. Niente, vi auguro un buon abbinamento e alla prossima! Bene, siamo rientrati in trasmissione. Armando, tu hai preparato gli ingredienti, 1,2 kg di agnello cosciotto o spalla, va bene, 2 rametti di rosmarino, questi sono le erbette, un mazzetto di salvia, 2 spicchi d'aglio, l'aglio non guasta mai, 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 mai. Un bicchiere di vino bianco, secco, olio extravergine d'oliva, sale grosso e le erbette di campo che poi tu spiegherai Certo. quali, come sono, le dirai in dialetto, le dirai in Sì. italiano, chissà che qualche volta impari anch'io a dirle magari. Naturalmente adesso parliamo della preparazione. L'agnello va a questa, a me piace questa parte qua, mi piace perché qui subentra anche la poesia, l'arte, la poesia. L'agnello va accarezzato prima ancora che cucinato. Ma come fai ad essere così? Ma è fantastico, si massaggia con sale, pepe, aglio schiacciato e le erbe aromatiche trittate grossolanamente, insomma in maniera grossolana. Si lascia riposare come si faceva una volta. Anche un paio d'ore perché prenda il profumo della terra. In una teglia si dispone la carne, si irrora. Irrorare non vuol dire riempire la pentola, No. ma dare Sì. di olio con olio Extravergine, neppure baciato. Neppure baciato.
questo mi piace perché... Di Luigi Veronelli questo. Ma io guarda che lo E dico a tutti. Carnaccina, ricordati. È vero, è vero, è vero. E Artusi anche lo diceva. E il vino bianco lo diciamo noi. Beh, certo. E il vino bianco lo diciamo noi. E si inforna a 180 gradi per circa un'ora e mezza. Perfetto. Attenzione. Ogni tanto bisogna naturalmente con il suo fondo bagnarlo, Certo. dargli così una bagnata col fondo che si forma. Con un l'umidità. cucchiaio si bagna Con un cucchiaio po' tutto. Esatto. Perché? Perché non perda la succosità. Le erbette di campo me lo dici te adesso. Erbette del campo, quelle che non occorre che mi leso, scusa. Io, Te l'ho fatto apposta perché sei tu che l'hai scritto. E beh, ci vuole un po' di... Sì, Le erbette di campo. campo. Sono quelle che tu, se hai quel tempo da dedicare, andare a scoprire quello che offre le nostre colline del nostro territorio, qua, su per le nostre colline. Sì, ma qua. bisogna che te vai, ti sol, che te varde. No, Sì, se te va con la... si va accompagnati con una persona che è importante che venga anche lei a conoscere queste erbe che poi le portiamo a casa. Ma non con l'amorosa, perché la te stravia dopo. No, l'amorosa può dare attenzione ancora di più a cercare quelle erbe che hanno quel potere afrodisiaco. Allora, va bene, va bene. Oh, ecco, che dopo questo potere afrodisiaco uno lo mette, come dire, nella pentola, Ecco. e là lo calma tutto, no? E quindi si porta... Allora, con questa ricetta noi diamo la possibilità ai nostri amici di preparare per la Pasqua, per la Certo. prossima settimana, un piatto da mettere a tavola, Sì. semplice, naturale, con una ricetta semplice ma fatta dal maestro Armando Zanotto. Grazie. E con questo io lascio la parola a Armando Zanotto per salutare i nostri amici. Care amiche e cari amici, che dire di questa Santa Pasqua che ci onora e che ci cerca di raggrupparci tutti in famiglia, unirci per aprire questa grande sorpresa di questo uovo, che da lì dobbiamo respirare quell'aria che è dentro nell'uovo, che è quell'aria di salute che porta il bene a tutte le famiglie. Alle famiglie ovviamente che non hanno un sorriso, doniamo un sorriso a chi non lo ha. La renderai felice anche quella persona che... Mi hai dato lo spunto Sì, per dare una notizia. Da 44 anni noi, amici di un club che non c'è più, ma il Conegliano Club, ha raccolto fondi e ha portato un maxi uovo ai meno fortunati della nostra famiglia. questo vedi. E questo è un rende gesto, onore al volontariato. sì, questo è un gesto veramente, un gesto che, come ti dicevo, il tuo cuore ne rende felicità di quello che tu fai. E quest'anno verrà rifatto. Bene. Anche quest'anno Queste noi porteremo. Queste sono belle emozioni, belle preparazioni che date a questo... Ti dirò che proprio per finire dobbiamo veramente dare onore alle famiglie, alle mamme e ai papà, Certo. che assistono, Certo. oltre alla struttura della nostra famiglia, comunque, con i loro operatori, assistono questi bambini poco fortunati. E quando io ti dico che quando portiamo l'uovo e facciamo questa
festa con i bambini, coinvolgendo anche lo sport, perché il basket conegliano viene con gli amici Certo. e fa giocare i bambini con i palloni, ti posso dire che ti lascia veramente, ti stringe il cuore, Sì, ma ti lascia una grande gioia per Certo. aver fatto qualcosa per Certo. Pasqua, per i meno fortunati. Ciao a tutti. Ciao a tutti. In collaborazione con